Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro solito appuntamento con i migliori risultati sportivi. Questa settimana vi voglio parlare in particolare di una corsa ciclistica in Lombardia che si è svolta nel weekend appena passato. Il Lombardia è una delle classiche monumento della stagione ciclistica e chiude di fatto l'anno delle competizioni perché si svolge ad ottobre, tant'è che è rinominata la classica delle foglie morte, perché normalmente in questo periodo l'autunno è arrivato e le foglie sono cadute dagli alberi. Quest'anno, a causa del caldo, non è stato proprio così, però il nome è rimasto. Vi voglio parlare in particolare di questa gara perché sono andato a vedere l'arrivo a Como e soprattutto perché al termine della gara si sono ritirati due dei migliori ciclisti degli ultimi anni e in particolare il miglior ciclista italiano degli ultimi 20 anni. Infatti si è ritirato Aleandro Valverde e Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali che ha terminato la gara al 21esimo posto, mentre Valverde è riuscito a strappare un sesto posto. La gara però è stata vinta dal fenomeno sloveno Tadej Pogacar, che ha bissato così il successo dell'anno scorso. Quest'anno ha vinto su una volata 2 molto combattuta con lo spagnolo Enric Mas, lo spagnolo che era dato molto in forma dopo il secondo posto alla Vuelta, cioè il Giro di Spagna. La gara, come sempre nelle ultime edizioni, si è decisa sul civiglio, una salita dalle dure rampe che ha visto l'attacco di Tadej Pogacar e la risposta di Enric Mas, con i due che hanno staccato la compagnia. Soltanto Mikel Landa è riuscito a rimanere con loro, anche se un po' agganciato, diciamo, al pelo. La salita finale del San Fermo ha fatto staccare definitivamente il corridore spagnolo Landa e così i due sono arrivati sul lungolago di Como a giocarsi insieme la gara. Io ero posizionato proprio sul traguardo e me li sono visti sfrecciare davanti in un testa a testa risolto negli ultimi metri con Tadej Pogacar che ha battuto il suo avversario per mezza bicicletta. La gara per me è stata molto emozionante perché sono sempre stato un fan di Vincenzo Nibali, è stato bello vedere i suoi ultimi metri da ciclista professionista e di come ha dato comunque tutto anche in quest'ultima gara, nonostante la forma e la stagione non siano state le migliori. Ricordo che Vincenzo ha vinto 4 delle grandi corse a tappe con 2 successi al Giro d'Italia, uno al Tour de France e uno alla Vuelta a Espana, completando la cosiddetta tripla corona, dove solo 7 ciclisti della storia hanno vinto tutti e 3 i giri. Quindi diciamo che parliamo dell'elite mondiale. E soprattutto è stato il primo ed ultimo ciclista italiano a vincere il Tour de France dopo il grande compianto Marco Pantani. Il Giro di Lombardia inoltre era una corsa che scorreva nelle sue vene, una gara che aveva vinto per ben 3 volte e che ci teneva fortemente a fare bene. Purtroppo sulle rampe del Civiglio si è staccato, ma nonostante questo ha tenuto duro ed è arrivato insieme ad un gruppetto in volata. Aleandro Valverde invece è stato un ciclista molto forte nelle classiche monumento, comunque nelle gare di un giorno, ha comunque vinto una Vuelta a Espana, la corsa del suo paese, e con più di 40 anni sulle spalle è comunque riuscito ad essere molto competitivo anche in questa gara finale. Il pubblico è stato in visibilio per tutti questi fantastici ciclisti che hanno corso questa bellissima gara da Bergamo a Como di ben 256 km. Detto ciò, la stagione ciclistica è terminata con un altro fantastico record per il ciclismo italiano. Infatti nella stessa giornata Filippo Ganna ha tentato e battuto il record dell'ora nel velodromo di Gretchen in Svizzera con un fantastico 56 km 726 metri dopo che per più di mezz'ora era stato il ritmo per fare 57 km. Ricordo che ha battuto il record precedente di più di 1 chilometro, una cosa pazzesca da pensare. E Ganna che ha detto che probabilmente il record non lo ritenterà più a meno che qualcuno non lo batta e non sarà una cosa molto semplice. In più l'orgoglio italiano si è sbizzarrito anche perché Ganna ha corso su una bici fatta interamente su misura per lui da Pinarello,
un grande costruttore italiano. Con queste belle notizie sul ciclismo vi saluto, ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Un saluto a tutti, ciao!